al popolo. È chiaro che andiamo in onda, prima o poi, a volte un po' di ritardo, minimo, ma ci siamo. Ancora il buongiorno, Sammy Varin, RL Radio Libertà. Seconda parte della nostra controinformazione, proseguendo certamente sulla falsariga della rassegna stampa con i tantissimi messaggi a commento di rassegna stampa che sono arrivati e stanno tuttora arrivando al 340 6709 659, li leggeremo in questa oretta scarsa, ma soprattutto la nostra controinformazione è anche quella musicale, con un artista indipendente che ascolteremo tra poco, Nicola Ferrari. Con il teatro, alle 11.30 ci collegheremo con il direttore del Teatro Villoresi di Monza, Gennaro D'Avanzo, per parlarci della programmazione di questi mesi, ma subitissimo il Qui Parlamento, non prima di avervi letto l'apertura del sito del giornale. Abbiamo visto in rassegna stampa come il giornale sia l'unico quotidiano che dedica tanto spazio al giorno del ricordo, oggi 10 febbraio, pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblio, ha dichiarato la Meloni, ma per la sinistra valorizzare l'identità italiana è inopportuno. L'Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Le parole della Premier, con Valditara che dice la scuola svolga un ruolo centrale per la memoria. La Russa, tragedia negata per anni. In questo momento c'è un aggiornamento sul sito. Tragedia negata per anni da una parte politica, e Tajani, pulizia etnica feroce e ancora poco conosciuta. Come vi dicevo, sul quotidiano Il Giornale un articolo di Fausto Biloslavo, anzi due, le atrocità subite dai nostri soldati nei Balcani, e poi e così il Cremlino pagava il Partito Comunista, i documenti desecretati. Uno di Matteo Sacchi, gli SOS alla Croce Rossa, gli italiani scacciati dalla furia di Tito. E abbiamo ascoltato in rassegna stampa, e ve lo ritrovate facilmente sul nostro sito cercando il podcast, la nuovissima canzone che sta facendo capolino su internet proprio in questi minuti di Roberto Salis, che si intitola proprio Blues delle foibe. È uscita su Facebook proprio in queste ultime ore. Subitissimo, dicevo, il Qui Parlamento, e a questo proposito andiamo a ripercorrere ciò che è stato il weekend della Lega, con una festa della Lega molto frequentata, molto simpatica, ma soprattutto molto mangereccia, ragazzi. Si è mangiato, si è bevuto, ma si è provato soprattutto un alimento tradizionale per il Piemonte, la bagna cauda. Sammy Varin non ha potuto andarci all'ultimo momento, ma ho inviato due inviati d'eccezione, il Marco Grimoldi e il Lorenzo Grossi. Lorenzo lavora in redazione con noi sul sito di Radio Libertà, alla festa della bagna cauda di Grugliasco in provincia di Torino. Bene, a proposito di parlamentari, è intervenuta tra gli ospiti Elena Maccanti, segretaria provinciale di Torino e anche deputata della Lega. Ascoltiamo insieme che cosa ha detto. Qui Parlamento. Grazie, è davvero un piacere Alessandro, e grazie a tutti voi. Io questa sera sono particolarmente contenta per una serie di ragioni. Innanzitutto sono contenta perché fin dall'inizio del mandato della mia segreteria ho creduto nella realizzazione di una nuova sezione, della sezione di Grugliasco, e devo dire che la serata di questa sera, Nunzia, e l'impegno di tutti questi anni hanno dato ragione a quella scommessa che abbiamo fatto 3 anni fa, di continuare a presidiare il territorio, di continuare ad aprire sezioni mentre magari la politica andava da un'altra parte, a continuare a stare sui territori. Quindi complimenti a Nunzia e complimenti allo straordinario gruppo che ha consentito la creazione di questa sezione e che tutti i giorni consente che la Lega cresca sul territorio. E poi sono contenta perché siamo ritornati a fare la bagna cauda, ne abbiamo parlato diverse volte, e questa è la testimonianza che la Lega certamente guarda al futuro, è un partito innovativo, è un partito che sa seguire quelle che sono le
esigenze della gente, che magari sono cambiate rispetto a quando qualcuno di noi è entrato in Lega, ma è un movimento che continua ad affondare forti le sue radici da dove siamo partiti, e credo che la presenza qui questa sera di tante persone che hanno fatto la storia della Lega e che hanno fatto la storia del Piemonte ne sia la dimostrazione. Quindi grazie ai vecchi leghisti che hanno, come dire, contribuito a fondare la Lega e che sul territorio hanno fatto tante battaglie, per esempio per l'autonomia, per le nostre tradizioni, per la nostra storia, e grazie a tutti i nuovi militanti che magari si sono avvicinati in tempi più recenti ma che condividono insieme a noi alcuni valori. E allora oggi sono anche particolarmente contenta perché questa mattina abbiamo avviato un'importante raccolta firme, un'importante petizione. Io sto col poliziotto, qualcuno lo ricordava, tantissime persone sono venute a firmare, una solidarietà alle nostre forze dell'ordine che non parte certo dagli ultimi eventi, ma che è una solidarietà non certo di maniera, ma una solidarietà concreta da parte della Lega, perché non siamo partiti certo oggi in questo percorso, ma tutta l'azione della Lega di questa legislatura e della precedente legislatura è stata indirizzata a degli obiettivi specifici che noi piano piano stiamo portando a casa. Penso innanzitutto all'autonomia e voglio guardare in faccia e negli occhi molte delle persone che sono qui e che come me nel lontano 1990 sono entrate per quella ragione. Bene, abbiamo avuto molte battute d'arresto, abbiamo dovuto cambiare strada. Quante volte abbiamo dovuto cambiare strada? E la devolution e il referendum, e siamo andati sul Po e abbiamo fatto 1000 iniziative. Però questa volta noi abbiamo la possibilità davvero di portare a casa il federalismo e di portare a casa qualche competenza grazie alla caparbietà non soltanto di chi sta nelle istituzioni, ma alla caparbietà vostra, che ogni volta che ci incontrate in un gazebo ci guardate negli occhi e ci dite non ci dimentichiamo da dove arriviamo, e noi non ci dimentichiamo da dove arriviamo, lo sentiamo profondamente tutti i giorni, anche se allora cambiano le strade, perché lo ripeto, le strade sono cambiate 1000 volte, il nostro faro resta quello. Io vi assicuro che entro la fine della legislatura le intese nelle regioni del nord noi le porteremo a casa e avvieremo un percorso che è la ragione per cui la maggior parte delle persone che sono qua, e ho anche un po' i brividi, sono entrate nella Lega. Allora, per tutte quelle persone che hanno fatto un grande pezzo di strada con noi, che faranno ancora un pezzo di strada con noi o che magari anche non sono più con noi quella battaglia la vinceremo, e questo ve lo assicuro come vero che quella è la bandiera del Piemonte. Così come non molleremo le nostre battaglie storiche, quelle sulla sicurezza. Ci possono dire che si può far meglio, certo, qualcuno da fuori del Parlamento, è sempre molto semplice, no? Qualcuno magari dai profili Facebook può dire che si può sempre fare meglio, e allora certo, diciamo che smanettando su internet e scrivendo su Facebook, certo che si può fare meglio, ma noi anche lì siamo a combattere tutti i giorni dentro al Parlamento, e siamo anche, come dire, a rivedere le nostre misure, perché noi nel passato decreto sicurezza, nel passato pacchetto sicurezza avevamo già inserito delle misure importanti, per esempio a tutela delle nostre forze dell'ordine, la tutela legale per le nostre forze dell'ordine, per esempio in tutti i gradi di giudizio. Ma poi ci rendiamo conto che, come dire, il tempo e le cose che accadono necessitano di correttivi di volta in volta, perché davvero, lo ha detto qualcuno, ma dovevamo aspettare che un poliziotto fosse preso a martellate per terra per capire che occorreva di nuovo fare qualcosa. Un poliziotto, un lavoratore, un uomo per terra preso a martellate da facinorosi. Allora siamo intervenuti di nuovo, siamo intervenuti con misure concrete, siamo intervenuti per esempio dicendo che ci può essere il fermo preventivo, che quando arrivano a Torino i 1500 facinorosi da tutta Italia e da tutto il mondo, comunque da tutta Europa, si possono fermare e dire: voi professionisti della violenza nei nostri cortei a devastare le nostre strade non potete entrare. Allora abbiamo preso delle misure correttive con determinazione, senza paura,
Dobbiamo andare avanti su questa strada, la Lega con determinazione e coraggio, grazie al fatto però che noi torniamo sul territorio, vi guardiamo negli occhi e ci confrontiamo rispetto ai nostri obiettivi, andiamo avanti. E quindi grazie davvero a tutti voi di esserci, grazie a tutti voi di esserci vicino, magari a volte anche di criticarci perché si può sempre fare meglio, ma vi assicuro, io ne sono straordinariamente convinta, che forse siamo di nuovo in un momento di grande rinascita, perché abbiamo avuto delle difficoltà, no? Abbiamo avuto delle difficoltà, le abbiamo ancora oggi, come dire, recentemente sono successe delle cose, ma io credo che dal guardarsi negli occhi e da rinnovarsi i valori reciproci e le ragioni per cui reciprocamente noi ci troviamo insieme, facciamo comunità e combattiamo insieme, la Lega davvero non potrà che avere di nuovo una straordinaria rinascita. Quindi grazie a tutti a voi, viva la Lega, viva il Piemonte e viva la provincia di Torino, e grazie ancora a Nunzia. Qui Parlamento. Destino scritto, ma solo lui potrà cambiarlo, no. Dentro ad ogni vita ce n'è un'altra che non sa quando e se comincerà. Quanto tempo ci vorrà per essere felici ancora? Quanto tempo servirà? Forse solamente un altro giorno in più. E non è colpa mia se la vita mi ha fatto male, non è colpa tua se non riesci a ricominciare. Noi siamo come rami d'albero che fioriscono se stanno al sole, come le note in un pentagramma di una canzone d'amore. E se la strada sarà buia, tu vieni solo più vicina, che in questa notte scura sei solo tu la luce per me. Dentro ad ogni uomo resta sempre un sogno, ma solo lui potrà inseguirlo, no. Dentro ad ogni vita ce n'è un'altra che non sa quando e se comincerà. E non è colpa mia se la vita mi ha fatto male, non è colpa tua se non riesci a ricominciare. Noi siamo come rami d'albero che fioriscono se stanno al sole, come le note in un pentagramma di una canzone d'amore. E se la strada sarà buia, tu vieni solo più vicina, che in questa notte scura sei solo tu la luce per me. E non è colpa mia se la vita mi ha fatto male, non è colpa tua se non riesci a ricominciare. Noi siamo come rami d'albero che fioriscono se stanno al sole, come le note in un pentagramma
dramma di una canzone d'amore. E se la strada sarà buia, tu vieni solo più vicina, che in questa notte scura sei solo tu la luce per me. Sei solo tu la luce per me. In una mattinata ricca di emozioni come questa, ci voleva anche un po' di relax musicale con la musica di Nicola Ferrari da Sassuolo e questo pezzo intitolato Luce per me. E proprio per saperne di più lo abbiamo chiamato direttamente. Buongiorno Nicola! Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie, da Sassuolo, leggo che ti ispiri a band come Green Day, Oasis, Red Hot Chili Pepper e poi Led Zeppelin, Rolling Stone. Wow, wow, wow! Un album da 6 tracce e un tour che parte da Sanremo. Leggo bene? Giusto. Giusto. Racconta tutto, dai che siamo curiosi. Allora, sì, il singolo che stai trasmettendo oggi è appunto Luce per me, è il primo brano in italiano che viene estratto da questo mio secondo album, perché ti do un'anticipazione, cioè questo EP di 6 tracce, ok, uscirà a maggio. Nel senso che usciranno un singolo alla volta, ok? Quindi ogni mese fino a maggio esce un nuovo singolo. È stata una formula che abbiamo concordato con la casa discografica, che è una formula un po' nuova, ecco. Poi a maggio uscirà quindi l'EP, che si chiama Your Time Is Now, e invece nella seconda parte del 2026 uscirà l'altro EP, quindi una volta uniti questi due EP sarà il mio secondo album da solista completo, che dovrebbe uscire sicuramente verso la fine del 2026, quello completo. Intanto questa, diciamo che questo EP qua è la prima parte. È stata fatta la stessa cosa anche con il mio primo album, Again. Comunque, giustamente come hai detto tu, io sono cresciuto proprio con la musica, nel senso che ero molto 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 giovane quando ho cominciato, perché evidentemente dovevo avere dei geni particolari, perché nessuno nella mia famiglia, né nonni né padre né madre, aveva mai suonato, anzi non c'era mai neanche interessato della musica, quindi io diciamo che fino ai 10 anni non ho mai respirato praticamente niente, non sapevo neanche chi fosse Jimmy Page, per esempio. Senti, ma poi cos'è accaduto? Hai acceso la radio, ti sei sintonizzato su qualche radio particolare? Questo devo dire grazie a un mio amico che ho incontrato dopo le scuole medie. Mi fece sentire, mi ricordo, alcuni brani. Capito. Che effettivamente magari avevo già anche sentito, e allora io ho detto, ma questa roba, mi piace da matti, dove sono stato fino adesso, quindi sono andato subito ad informarmi, prima a fare un po' una cultura e poi ad ascoltare tutta questa musica. E partendo proprio dagli anni 60, 70, fino ad arrivare al momento in cui eravamo, che era appunto circa il 2004, quindi sono già più di 20 anni che suono.
poi è partita l'avventura praticamente, da quel momento non hai più smesso, cioè si è accesa questa passione. Esatto, anzi è cresciuto molto in fretta dentro di me l'idea che mi sarebbe piaciuto anche fare della musica, comporla, fare della musica mia. Quindi mettemmo su una band proprio assieme appunto a questo mio amico, e si aggiunsero altri 3 componenti e formammo questa band che insomma è stata una bella avventura, durata circa una decina d'anni. Poi dopo ad un certo punto come succede, come fisiologico che sia, c'è chi insomma. Hai deciso di proseguire da solo in versione solitaria? In realtà inizialmente no, nel senso che la band si è sciolta perché non c'era più la passione da parte di tutti di voler continuare. Io ero sostanzialmente l'unico che aveva nella testa di fare tutta la vita la musica, o comunque di farne di cercare di farne insomma il mio lavoro, il mio sostentamento anche. Quindi ci sono riuscito ad un certo punto, ma non è stato per niente facile. Lo immagino. Però, cioè, sei la presenza umana che testimonia che si può fare con tanta fatica, si può vivere di musica, e questo è il grande applauso che ti faccio e che ti fanno i nostri ascoltatori, perché è bello, è quella voglia di resistere, dire no, ce la posso fare, e poi chiaro, non si diventa ricchi, ma si riesce a trasmettere le proprie emozioni a un pubblico importante. Quello che sta facendo appunto Nicola Ferrari, che potete cercare facilmente sugli store digitali con questo pezzo Luce per me, ma non c'è soltanto questo pezzo, avete sentito. E poi Nicola, l'ultimo minuto, che cosa ti aspetta nei prossimi mesi? Un tour che parte, dicevamo, proprio da Sanremo? Esatto. Allora comincia proprio questo mese, nel senso che abbiamo prima di andare a Sanremo c'è un'ulteriore data che chiameremo data zero, diciamo, che è quella che viene definita insomma nel mondo musicale data zero, che è quella dove diciamo si prova in anteprima quello che sarà poi lo spettacolo che verrà portato in tour. Chiaro. Quindi, come hai detto tu, dopo da febbraio fino verso ottobre, quindi saremo in tour e gireremo un po' per tutta Italia, e con un po' di fortuna speriamo di fare anche qualche data all'estero. Dai. Senti, allora l'appuntamento è su internet per sapere le date, eccetera. Cosa bisogna scrivere per trovarti? Allora, sì, su internet abbiamo, come hai detto tu, tutto quello che riguarda la mia musica, che riguarda il mio tour, le date, le uscite, i videoclip, le informazioni. Se uno decidesse anche di acquistare la copia fisica dell'album, può scrivere sul mio account Instagram o Facebook e gli verrà subito recapitato. Capite, ragazzi? Cioè ancora la fisicità, non solo eterei, internet eccetera, ma avere ancora il CD fisico o magari anche il vinile è una roba da portarsi a casa come trofeo di guerra di chi ancora crede nella buona musica e nelle produzioni artigianali. Nicola Ferrari, veramente è stato un piacere, e se ti va
aspettiamo il prossimo singolo, il prossimo estratto e ci risentiamo per proseguire la chiacchierata, ok? Certamente. Un abbraccio, buona musica! Grazie a tutti. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittate efficace disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Chiamami stasera, solo se sei vero. Dimmi dove vai, se ce la fai, io non so più chi sei. Ti abituerai a stare senza noi, ma come fai? Io non ho più niente da dire, solo che mi hai fatto soffrire. E non eri te che volevi me, ora che hai cambiato strada, ma non c'è di te più niente di me, solo le chiavi di casa. E mi brucia un po' che l'idea di te l'ho portata via in silenzio, però guarda un po', tu sei al limite, ti mandata via diverso. È uguale pensare che dentro sia tutto in movimento. Mi chiami, non sento che tutto scorre, ma non fa niente. Ora che ciò che ti serve, dicevi sempre tutto quello che alla fine poi mi annoia. Sai che noia. Dimmi dove vai, se ce la fai, io non so più chi sei. Ti abituerai a stare senza noi, ma come fai? Io non ho più niente da dire, solo che mi hai fatto soffrire. E non eri te che volevi me, ora che hai cambiato strada, ma non c'è di te più niente di me, solo le chiavi di casa. E mi brucia un po' che l'idea di te l'ho portata via in silenzio, però guarda un po', tu sei al limite, mi hai mandata via diverso. È uguale pensare che dentro sia tutto in movimento. Mi chiami, non sento che tutto scorre, ma non fa niente. Ora che ciò che ti serve, dicevi sempre tutto quello che alla fine poi mi annoia. Sai che noia. Dammi l'aria. E non eri te che volevi me, ora che hai cambiato strada, ma non c'è di te più niente di me, solo le chiavi di casa. E mi brucia un po' che l'idea di te l'ho portata via in silenzio, però guarda un po', tu sei al limite, mi hai mandata via diverso. È uguale pensare che dentro sia tutto in movimento. Mi chiami, non
vedo che tutto scorre, ma non fa niente. Ora di ciò che ti serve, dicevi sempre tutto quello che alla fine poi mi annoia. E questa è Peperina, signori, si fa chiamare Calypso, in realtà si chiama Rebecca Esposti e questo pezzo dall'anima dance Afro House è prodotto da Joe T. Vannelli, l'Highlander dei DJ italiani. Sai che noia, che in effetti non annoia assolutamente, non mi annoia, ma ci fa pure ballare. Calypso ci ha portato alle 11.38, signori, anche cultura nelle trasmissioni di Sammy Varin. Cosa pensate, ragazzi? La cultura arriva dal teatro. Andate a teatro, alzate quel culo dal divano e se siete a Monza, signori, il teatro più bello, più antico è il teatro Villoresi a Monza, in piazzale Carropiolo, e abbiamo con noi il direttore Gennaro D'Avanzo. Ciao! Ciao Sami, a tutti i tuoi ascoltatori. Come va? Buon anno sì, innanzitutto, visto che ci sentiamo. Certo, buon anno di nuovo, ma soprattutto sempre ben felice che tu sia al comando di questo bellissimo teatro storico. Per chi vive a Monza non potete non conoscere il teatro Villoresi, ma anche il Gennaro D'Avanzo è storico ormai, nel senso buono, cioè nel senso che ormai sono 50 anni che faccio teatro, vedendo un po' di storia c'è, quello bisogna anche dirlo. Cioè, Ormai sono il meno giovane direttore dei teatri italiani, che questo mi fa molto piacere, che vuol dire che chi fa cultura e ha la passione e poi i risultati si vedono. Pensa che siamo diventati il primo teatro di Monza. Che bello. Quindi abbiamo delle programmazioni con un divertimento intelligente. Pensa, abbiamo fatto anche adesso la terza replica da un teatro che era chiuso 7 anni fa, adesso fa 2 spettacoli, il sabato e la domenica pomeriggio sold out, esaurito, e ho aperto anche la terza serata la domenica alle 20:15, sta avendo anche lì molto successo. La gente va a teatro se gli proponi qualcosa di interessante. E allora adesso facciamo qualche esempio, perché chi ci segue da Monza, ma anche dalla Brianza, ma anche da tutta la zona, perché sì, poi vengono uno prende... da Milano, vengono esatto. da Como, da è una bella occasione fare un po' di struscio a Monza, guardare i negozi, la bellissima città di Monza, il Duomo, la Corona Ferrea, la chioccia coi pulcini, e già che vi vedete la chioccia vi vedete pure Gennaro D'Avanzo, scusa. Abbiamo appena finito sta settimana Plaza Suite di Neil Simon con Corrado Tedeschi e le Caprioli, abbiamo fatto 2 esauriti e la domenica sera c'erano alla terza più di 300 persone. Adesso ci stiamo preparando per fare lo spettacolo più divertente sul rapporto di coppia, la festa degli innamorati il 14 febbraio. Abbiamo Caveman, che è l'uomo delle caverne, che lo portiamo ormai da tutti gli anni, lo facciamo qui il 14 febbraio, ma è al Lirico, agli Arcimboldi, cioè praticamente in tutta Italia. E poi abbiamo il 20 di febbraio, noi facciamo le cover, facciamo la cover di Battisti, che è molto divertente, musica con dei ragazzi pazzeschi, e poi rientriamo nell'alveo della programmazione con la Locandiera di Goldoni, che anche lì faremo il 28 febbraio, il 1° di marzo, 2 spettacoli, pomeriggio e sera, e poi si va avanti con l'operetta, la Vedova Allegra, cioè abbiamo tante di quelle cose che sul sito li potete vedere. E poi c'è il direttore che vi saluta all'inizio insieme a sua moglie, e alla fine con un abbraccio e un cafferino e una caramella, per dire che il teatro è una casa. Allora, capito, cioè non pensate che sia il solito teatro dove entri, ti siedi, eccetera. No, tu entri al Teatro Villoresi di Monza, sei ricevuto dal direttore. Il direttore poi è lì sul palco che ti parla, ti racconta, ti spiega, e anche all'uscita te lo ritrovi lì. E questa è la cosa più bella, perché sembra davvero di essere a casa. Ed è un qualcosa di retro che piace moltissimo ai tuoi amici, perché poi
poi si diventa anche amici una volta che frequenti, Sì, una volta, 2 volte si ormai. diventa amici e ci si Ma racconta. alla fine fanno la fila per salutarmi, È il anche minimo. perché ormai per loro non sono più direttori, ormai loro mi dicono, anche gli attori quando mi salutano, per esempio Corrado ha detto io questo teatro sono venuto qui che era chiuso, adesso Gennaro ha fatto questa cosa e Gennaro, allora all'uscita la persona fa ciao Gennaro, ormai per loro non sono il direttore ma sono Gennaro, sono entrato in casa e questo è molto bello, dai, è una cosa che però non è che faccio una tanto, è una sempre, cioè sempre, è un modo perché la mia vita è il teatro e io cerco di dare il mio dono agli spettatori e poi rispondono. È stupenda questa cosa e l'invito che vi fa Radio Libertà è proprio di fare un giro prima di tutto sul sito internet teatrovilloresi.it. C'è un numero di telefono che potete chiamare, il 340 89 77 040 per avere informazioni. È il mio personale. Ecco, e quindi vi risponde direttamente Gennaro D'Avanzo e poi la possibilità certamente se siete a Monza di fare un giro, anche soltanto guardarlo dal di fuori capite che cosa significa il Teatro Poi Villoresi. una cosa, Sammy, che io faccio ormai da 2 anni, io faccio le lezioni singole o massimo 2 persone per i bambini bullizzati che vengono qui e gli spiego che cos'è la voce, come si memorizza, e alle persone anche meno giovani che vogliono avere l'opportunità di vedere la platea dal palco e io gli insegno la tecnica vocale, come riuscire a parlare bene con la dizione, e questa cosa piace molto per far uscire anche lì le persone di una certa età che stanno a casa, non sanno su cosa fare, vengono qui e per un'oretta io gli spiego il palcoscenico, il teatro, la storia del teatro e che cosa si vive sul palco, e questa è una cosa che io lo faccio gratuitamente e non faccio pagare nulla. E questo ti fa onore e capite insomma che il teatro non è soltanto teatro, è cultura ma è anche calore umano, è quello che si ricerca oggi ed è sempre più difficile ritrovare online. Gennaro D'Avanzo, che possiamo dire? Ci vedremo perché prima o poi riuscirò a trovare un weekendino che ti vengo a trovare. Ti aspetto con piacere. Verrò lì e ti dirò sono io Sammy Varin, poi mi riconosci, allora sono cappellone eccetera. Grazie Gennaro, buon grazie teatro. Saluto a tutti, buon teatro a tutti, grazie. A presto, ciao. Teatro Villoresi di Monza, fateci un giro, fate 2 passi per Monza e scoprite quella che è la cosa più bella e più antica della città di Monza. Segui la Lega, la seguiamo, abbiamo qualche minuto e lo facciamo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Come potrei abbandonarvi senza leggere i vostri messaggi? E lo so, mi aspettate fuori se non li leggo. No, ma davvero, cioè, assolutamente. Dunque, vediamo un po'. Caro amico mio, purtroppo la Toscana è in mano alla sinistra da 80 anni. Non avere mai un contraddittorio, non avere alternanza nella gestione di un territorio porta semplicemente a non fare nulla. Firenze è diventata una delle città più pericolose in Italia, è vero, ne parliamo spesso nella cronaca, ogni sera praticamente c'è una spaccata, come si dice. Non parliamo della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in mano solo a decisioni politiche che non sono servite a niente. Ovviamente il principio di alternanza varrebbe anche se per 80 anni ci fosse stata la destra, chiaramente cosa impossibile nel nostro paese. Spero alle prossime elezioni regionali vi sia un cambio di rotta per dare nuova linfa alla nostra bella regione. Un abbraccio, sei il numero 1, grazie a chi mi scrive che non si firma, ma se mi fate complimenti sono solo che contento. Fermate Trump, non comprare la Groenlandia, compra l'Italia, così diventiamo il 51esimo stato. Scherza mica tanto Erminio. Ti adoro Sammy, sei troppo, viva la tua rassegna stampa. Là. Giuro non ho pagato nessuno, Graziella, non hai ricevuto soldi, no? Scusate, se c'è la destra al governo, cosa ci fanno quelli del PD in Rai? Ma fuori dai coglioni, adesso comandiamo noi, cavoli, facciamoci rispettare. Come ti dicevo, è dura, lì la devi proprio sventolare la tessera del PD per entrare in Rai. C'è anche un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Sammy, sono Walker. Con la faccenda dei rider, Radio Libertà, un ascoltatore, Luca,
che ti può raccontare bene come funziona, perché questi sottopagati in realtà col permesso di uno lavorano in 10 e non pagano un euro di tasse. Bisognerebbe farsela raccontare da Luca, che ne ha parlato una volta a Giulio di questa faccenda, perché sono sì sfruttati, ma in realtà lavorano in nero, buona parte, perché le consegne, uno ha i documenti e 10 lavorano, di conseguenza il guadagno è da 10 e le tasse sono pagate da uno. Funziona così. Facciamocelo spiegare da Luca, che è un ragazzo molto sveglio e intelligente, e ci dice anche che lavorando come rider riesce a portare a casa uno stipendio decente. Perché? Perché lavora. Solo a sentirlo. Ciao. Certo, abbiamo degli ascoltatori che fanno questo mestiere. Caro Sammy, ti vedo bene come portaparola della Lega. Cosa aspettano a riqualificarti, caro Enzo? Ma io sono già abbastanza qualificato. Me ne dicono di tutti i tipi, di ogni epiteto. Cerca Sammy Varin su YouTube. Sammy, ma allo stadio olimpico ci può stare, perché in quel momento ospitava le Olimpiadi, pertanto stadio olimpico temporaneo ci può stare. Bravo, e potresti fare l'avvocato. Ciao Sammy, la sinistra non ha mai amato le forze dell'ordine, adesso, non avendo mai un'idea valida, dovunque li senti chiedono di aumentare gli organici. Per fare che cosa? Per farsi picchiare senza reagire? Non mi facciano ridere, di rispetto che hanno bisogno, non di numeri, scrive Mario. E poi ancora, massima solidarietà a Cerno. Guardo a fatica qualche pezzettino di Sanremo, ma se ci mettono anche Frassica penso che andrò a letto presto. Vannacci, un lumicino destinato a spegnersi presto. Sentite come sono focosi i nostri ascoltatori. Questo è l'effetto rassegna stampa di Sammy Varin, perché mi hanno scritto questi messaggi al 3406709 durante la rassegna stampa di questa mattina. A proposito di treni, venerdì durante una passeggiata ho visto lungo la linea Malpensa Express metri e metri di cavi scoperti. Essendo stata tolta la copertura in cemento della canalina che li ospitava, ci credi che non sono riuscito a segnalare la cosa a Trenord o Rete Ferroviaria? Ho contattato tutti i numeri telefonici indicati, ma gli operatori rispondevano che non era loro compito raccogliere questo tipo di segnalazioni. Su internet si suggeriva il 112, il cui operatore rispondeva che non essendo un'emergenza mi devo rivolgere altrove. Oddio, caro ascoltatore, spero che ci fossero delle telecamere. Normalmente tutta la rete è piena di telecamere. Dai, non è gennaio che ci deve dire che ci sono meno clandestini. Conosci il mare e quanti ne rimandiamo nei loro paesi? Vorrei sapere i numeri reali. Avanti con blocco, con decisione remigrazione. È vero, di remigrazione non voglio smettere di parlare, e di blocco navale, se avete sentito bene, si dovrebbe parlare proprio nei prossimi giorni. Io la spesa la faccio all'Esselunga, riguardo a determinate sponsorizzazioni del povero Pucci che sarebbero saltate, ci dispiace. I rider prendono anche le mance che aumentano lo stipendio, se non guadagnassero quel lavoro non lo farebbero. Vero anche quello, ma forse sarebbe meglio farci anche un altro mestiere insieme. Buongiorno, bravissimi per il futuro cambio della legge, ve l'ho detto, questi passaggi da un gruppo all'altro come nulla fosse, la cambiamo la Costituzione, decadono e non vengono pagati, si possono riproporre nella prossima legislatura. Chi cambia la casacca? Giusto Pina, sono d'accordo. Brava Lega, sempre coerente, ha previsto tutto ciò che si è sempre avverato. Buona la proposta che chiamerei anti-taxi, quella appunto che i parlamentari che abbandonano il loro gruppo e poi si devono dimettere ed essere rieletti. Ma la domandona del Sammy Varinona è: e se vanno nel gruppo misto? Punto di domanda. Ancora WhatsApp, qui ci sono i magistrati che fanno propaganda per il no senza contraddittorio. Vorrei chiedervi se potete preparare un volantino che smentisca la bugia della dipendenza della magistratura dal governo. Se lo ricevo lo scarico e lo attacco dappertutto, cassetta dell'acqua, fermate del pullman. Bravo questo ascoltatore, ma ti dico, se vai sul sito legaonline.it o se cerchi Lega Salvini Premier su Facebook, questi volantini ci sono. Quelli di Rai 2 hanno confuso la Grignetta sopra Lecco, dove effettivamente è salita la fiaccola olimpica, con tanto di tedofori in divisa.
Pisa. In Rai 2 hanno annunciato che la fiaccola era salita sul Monte Rosa. Angelo Parre, Bergamo. Beh, Angelo, guarda che anche il TG regionale ti posso assicurare ogni tanto qualche strafalcione lo dice, soprattutto sulle pronunce di certi paesi, e in questo caso della Lombardia, dove comunque insomma il TG regionale dovrebbe sapere qualcosa della regione da cui trasmette. Quando frequentavo la ragioneria, scuola molto seria, ci hanno parlato delle foibe. Quando ho avuto i figli li ho portati a vederli, a scuola non c'era censura. Bravissima Antonia, hai fatto benissimo, e questa è cultura che purtroppo non su tutti i libri di storia esiste, ma esiste Giovanni Dadda, signori. Chi è Giovanni Dadda? È venuto a trovarci in studio, signori, buongiorno. Buongiorno, ciao Sammy, grazie ancora per l'accoglienza, ovviamente come sempre. Allora, chi è Giovanni Dadda? Perché se lo stanno chiedendo in molti, cominciano a sentire la tua voce in vari appuntamenti, perché hai un giorno fisso della settimana di pomeriggio, ma poi va in replica durante il weekend, la mattina presto, eccetera. Che cosa stai facendo su Radio Libertà? Allora, innanzitutto mi sto divertendo da morire, che credo che sia, come dire, la cosa principale. La radio è divertimento, vedi come mi diverto io ogni giorno. Cavolo. No, sto facendo una rubrica settimanale che si chiama appunto Radar Event, e andiamo, come dire, vado a parlare degli eventi che hanno luogo proprio nella città di Milano e nella città di Roma. Poi ovviamente, come dire, ci espandiamo anche un po' tutta Italia, però tendenzialmente i riflettori sono puntati su queste due città, e ovviamente eventi di ogni genere, quindi culinari, come dire, di feste, di artistici, insomma, nuovi locali che aprono. Magari non so se gli amici all'ascolto sono dubbiosi su quello che vogliono fare appunto il weekend, io, come dire, cerco di dare una mano con degli spunti che possono riguardare, non so, degli spunti un po' romantici, degli spunti magari familiari, degli spunti invece fatti con amici, insomma, come dire, cerco di creare delle situazioni che possano soddisfare un po' ogni tipo di esigenza, diciamo così. E spero di farlo, ecco, diciamo, io ci provo poi. Radar Event, che è dialetto bergamasco certamente, da Radar è scritto event, si dice event, Radar Event, che non è neanche pugliese, è proprio bergamasco. Tipo bergamasco doc, direi. Doc. Senti, vai in onda quindi ufficialmente quale giorno e a che ora? Allora, andrò in onda settimana prossima dalle 16:30. Come sempre il mio programma durerà mezz'oretta, 40 minuti. Che giorno? Giovedì, esatto. Ore 16:30, Radio Libertà, Giovanni Dadda, ma ribadisco e discoriba, come gran parte delle nostre programmazioni, c'è una diretta e poi ci sono tante repliche nel corso delle altre giornate, nel weekend. Io ti sento la mattina presto, quando sono qui alle 6 del mattino. Mi dispiace molto per te, Sam, però nonostante ciò ti vedo molto contento. Oh, assolutamente, perché comunque Giovanni Dadda ha un bel ritmo, ti tiene sveglio, e poi nello stesso tempo ogni tanto ci butti dentro qualche canzone, insomma, fai delle pause, ci vogliono ste cose, perché l'ascoltatore deve prendere fiato, e soprattutto il Giovanni Dadda deve prendere fiato. Senti, qual è l'evento più particolare, più ghiotto di cui hai parlato in queste prime puntate di Radar Event? Cosa ti è rimasto impresso in modo particolare? Allora, ne ho fatti diversi, però quello che mi è piaciuto forse un po', cioè sì, più degli altri, diciamo così, è un evento che ha organizzato, diciamo, M2O presso la Fabbrica del Vapore, in cui praticamente hanno creato un nuovo concept di festa. Quindi la festa, diciamo così, non viene più vista come la festa in discoteca con il classico gin tonico, comunque con altri alcolici, ma invece viene vista come una festa la mattina con i DJ, però molto famosi, DJ molto noti per fare ovviamente festival importanti o per suonare comunque in club internazionali, ovviamente tutto intorno al mondo. Diciamo che il concept è molto bello, il fatto che tu ti ritrovi un DJ molto famoso che suona la mattina, quindi è come se ti accompagnasse, come dire, proprio, cioè è come far festa proprio a partire dalla mattina con una brioche in mano, e quindi questa cosa qua, come dire, crea un contrasto anche molto interessante, ecco, e no? dici niente. Cioè, è un nuovo concept proprio che può piacere come no, però secondo me è interessante, ecco.
Anche E lo perché organizza. svegliare un DJ la mattina è già un'impresa. Già solo quello è impossibile, ragazzi. merita quindi la presenza. è un qualcosa certamente da non perdere, e come non sono da non perdere questi appuntamenti particolari nelle grandi città e non soltanto, portati avanti da Giovanni Dadda con il suo Radar Event. Yes. Qua cavolo parla Dovevamo questo. dirlo sincronizzati, Sammy. No, non riesco io. Queste cose. Senti, ripetiamo bene giorno e ora che sei in onda. Allora, sarò in onda giovedì prossimo dalle 16:30 alle 17. Poi magari se scatta la canzoncina in più potrebbe essere anche 17:10, ecco. Assolutamente L'orario sì. però è quello indicativamente. E poi lo sapete, se avete segnalazioni con appuntamenti che riguardano la vostra zona, inviate WhatsApp al 340 6709 659 specificando, scrivete per Radar Event, in modo che poi, in questo caso la nostra regista del pomeriggio, la Natalia, oppure Simone, oppure Francesco, e te lo inoltrano e tu puoi farci su un programmino intorno a qualche evento particolare che ti propongono gli ascoltatori. Assolutamente, io poi non Niente vedo l'ora poi di, come dire, fare due chiacchiere con gli amici all'ascolto, perché sarà molto bello poi, come dire, chiacchierare e parlare appunto di eventi che sono sicuro che avrò anche diversi spunti molto interessanti anche da loro, quindi È proprio così, non vedo perché l'ora. la novità appunto che prossimamente arrivi in, come si dice? Cioè, non sei in diretta, ma in fisicità, cioè sarai qua. Mi materializzerò qui in studio. Ti potremo toccare, abbracciare. Voi lo potrete aspettare fuori, perché prima o poi uscirà di qua. Quindi, arrivi in studio, eccola Non vedo lì. l'ora. Prossimamente in studio la trasmissione sarà condotta proprio da Giovanni Dadda nei nostri studi di Milano, via Bellerio 41. E questo per un giovane che ha deciso questa esperienza bellissima di fare palestra qui a Radio Libertà è un ulteriore passo avanti, perché un conto è confezionare la trasmissione in post-produzione con calma, eccetera. Un altro conto è essere qua in diretta come lo sei adesso e quindi soppesare diversamente la trasmissione con tutti i possibili errori, eccetera, che faccio anche io quotidianamente, e con, come si dice, quel semivarin, com'è che lo chiama? Pepe in culo. Pepe in culo. Pepe in culo. Con un Torna po' di tutto. pepe in culo e ti senti più galvanizzato. Ma certo, poi l'ansia della diretta Col regista è il bello, vedi direi, come no? ti Direi che è guarda il bello. attento il regista Francesco. Non lo vedo, Ti guarda- Francesco. che si nasconde sotto, perché dopo per un attimo dici cazzo non c'è più il regista, no? E Sparito. invece Bruce viene fuori dal bancone, no? E ti C'è dice, sempre qualcuno qui. esatto, c'è sempre qualcuno, e quel qualcuno ci dice che dobbiamo andarcene fuori dalle scatole perché è mezzogiorno. Grazie Giovanni Dadda. Ma grazie a te, Sammy. Grazie a tutti voi, grazie Francesco, grazie a mamma, tesoro e ziata, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.